Perché Gesù? Perché dovrei volere Gesù? Perché dovrei conoscere Gesù? Beh, forse la domanda che piuttosto dovremmo farci è perché no? Sai, io credo che oggi ci siamo accomodati tanti con quello che abbiamo. Ci siamo accomodati con la nostra casa, ci siamo accomodati con la nostra automobile, con la nostra famiglia, con le nostre amicizie e tutto il resto. Ma se io ti dicessi che c'è qualcos'altro, se ti dicessi che c'è qualcosa di più, se ti dicessi che c'è qualcosa di meglio, sai, io non posso spiegarti Gesù a parole, sono convinto che nessuno ti possa spiegare Gesù a parole. Gesù piuttosto va conosciuto tramite il modello empirico, tramite l'esperienza. Gesù stesso ci chiede di provarlo. Gesù stesso ci sfida, ci dice mettetemi alla prova. Se tu fino ad oggi hai guidato una BMW, so che non ti sarai mai lamentato, sarai stato felice, comodo sopra di quella. Ma se tu oggi provassi una Ferrari, cosa penseresti da ora in avanti della BMW? Gesù ha qualcosa di nuovo per te. Gesù ha qualcosa di più per te. Provalo. Prova questo Gesù. Non hai niente da perdere. Anzi, hai solo il meglio da guadagnare. Quindi, perché no?